Atte l'Apostola, capitolo 24. Innanzi al tribunale felice. 5 giorni dopo arrivai là il sommo sacerdote Anania. Insieme a questo ci stavano pure certe persone abbassate in un paese che si chiamava Tertullo e si presentarono innanzi al governatore per accusare Paolo. E quando furono innanzi a esso, Tertullo ha cominciato l'accusa sua, dicendo: per mezzo a toi, eccellentissimo felice, noi oggi stiamo avendo questa pace assai lunga. Tu hai dato a noi tutte che leggi a favore e tutto il popolo nostro. E noi l'abbiamo accolto con un piacere assai rosso e te vogliamo mostrare oggi tutto l'amore nostro. Ma per non ti intrattenere troppo a lungo e per non ti far perdere assai tempo, te prego, eccellentissimo, e ci sta a sentire con tutto il cuore carnale che tiene. Abbiamo appurato che quest'uomo è una peste, perché sta facendo nascere a revuote tutti i giorni in mezzo a tutti gli ebrei, che stanno sparpagliati in tutto il mondo, e pure capo che la setta è Nazarea. Chista ha tentato pure a fare anche avvocare o tempi nostri, e noi l'abbiamo fatto arrestare e volevamo giudicare secondo la legge nostra. Ma il comandante Lisia l'ha scippata con la forza rinda in mano nostra. Poi comanda tutti quelli che stavano accusando e si presentano innanzi a te. Se tu spia essa, ti renderai subito conto che panni e vesti, chiste e quali sono tutte quelle cose che noi stiamo accusando. Pure tutta la breia. Spagliaino che li accusa di Tertullo e confessaino che le cose stavano proprio da così. Il governatore faceva insieme a Paolo che poteva parlare e esso rispondette dicendo: i sacci capricchi hanno, tu sei il giudice di tutto questo popolo. E proprio per questo posso parlare chi ne fiducia e mi difendere innanzi a te. Tu stesso ti puoi informare che non so più e 12 giorni che quando sono venuto in da città di Gerusalemme per ringraziare Dio. Questo non hanno mai trovato in tuo tempio a chiagliare con qualcuno o hanno sul fuoco popolo per far nascere una revuota, né in der sinagoga loro, né per in der chiazze di tutta la città. E tutti questi non sono manco capaci di portare una prova e tutte quelle accuse che mo stanno muovendo. Ti posso assicurare che io adoro e avvilisco a Dio e tutte le padre mie, secondo quella dottrina che loro chiamano la setta, e credo con tutte le forze mie rinda a tutte le cose che stanno scritte in la legge di Mosè e che stanno scritte in dei profeti. Come allora, io tengo che la sicura speranza rinda a Dio, che un giorno tanto l'uomo giusto e l'uomo deficiente risorgeranno dei morti. E proprio per questo, io mi sforzo di mantenere in ogni momento la coscienza mia pulita innanzi a Dio e innanzi all'uomo. Mo, dopo parecchi anni, io sono venuto a capo di portare un aiuto a tutto il popolo mio e fare un sacrificio innanzi a Dio. E proprio mentre faceva questo, loro mi hanno trovato in tuo tempio, dopo che avevo fatto pure tutte quelle cerimonie che stanno scritte in la legge. E non ci sta mai una folla e manca una revuota al popolo. Furono messi certi ebrei dalla provincia dell'Asia a mi trovare là dentro. E proprio di questo avessero venire innanzi a te per mi accusare se tiene qualcosa a rigere contro me. E sì che sta cosa non è possibile. Facete per rigere a magari tutti questi che stanno qua. Qual è che è l'infamità che hanno trovato rinda a me quando sono stato portato innanzi al tribunale loro? Mi possono accusare solo perché, una volta, quando stavo in mezzo a loro in al tribunale, mi sono messo a luccare dicendo: oggi io sto venendo processato innanzi a voi, perché credo che quelli che sono morti un giorno saranno risuscitati. E tanto felice che ero informato buono con quella dottrina nuova, e mandai a casa dicendole: quando verrà al tribuno Lisia, io mi metterò a già a esaminare questo caso insieme con essa. E comandai il centurione e fa una buona guardia a Paolo, dandoci pure una certa libertà. Tanto, pure tutte le amiche di Paolo potevano venire da essa per l'aiutare. Qualche giorno dopo, felice, facette chiamare Paolo, poi sentì, e parlare con la fede di Gesù Cristo. E in stava pure la moglie sua, Drusilla, che era pure essa ebrea. Ma quando Paolo si mettette a parlare a giustizia, la purezza e il giudizio futuro, felice si pigliava a paura e le ricette: per modo ne poi, ti farà chiamare una volta quando tengono poco tempo. Felice sperava che Paolo avesse dato una somma denaro e proprio per questo spesso faceva chiamare e si metteva a parlare insieme con essa. Passai a così 2 anni. Poi, a posto felice, venette porci o festa. E felice, volendo dimostrare tutto l'amore suo che teneva per tutta la breia,
facette rimanere in galera Paolo per 2 anni.